Un forte incremento di positivi al Covid-19 si è registrato nella provincia di Vibo Valentia nella settimana 17-23 febbraio e quanto rileva la Fondazione Gimbe, che parla di un incremento di oltre il 20% rispetto alla settimana precedente. Nella stessa settimana, inoltre, secondo i dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in Calabria risulta in peggioramento l'indicatore relativo alle persone testate per 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente. Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Riguardo alla percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, per Fondazione Gimbe questa è dell'1,78% contro la media nazionale del 2,25%. E quindi non una settimana dopo, ma torniamo a distanza di 15 giorni, perché a volte non dipende dalla volontà, dipende dalle circostanze che poi la vita ci offre, quindi dalle difficoltà che le situazioni del quotidiano ti crea. Ma Luca Chito, che è integerrimo, ha proseguito senza ovviamente l'anchorman in studio per la scorsa puntata di Seven, dandovi comunque in ogni caso il numero giusto dei servizi che poi ricapitolano quella che è l'informazione trattata dalla redazione giornalistica, che salutiamo con in testa Attilio Sabato, che è il nostro direttore, ma tutti quanti i colleghi di redazione. E soprattutto lui, che è il genius loci, che sta dall'altra parte a montare i servizi e a darci poi quelle che sono le dritte. Velocissimo ricapitolare le notizie. Partiamo dal nazionale come al solito, seconda settimana di governo Draghi, tantissimi sottosegretari, e da Manuele Cencelli la scelta, vai a capire quali sono le formule, però si è imbarcato di tutto e di più. E capiremo quello che funzionerà, anche perché poi abbiamo un Presidente del Consiglio che non è molto avvezzo alle telecamere o alle dichiarazioni, non è social, è un po' più intento a ragionare su quelli che poi sono i quadri governativi europei, quindi quelli che sono poi gli emuli degli altri paesi appartenenti all'UE. Per cercare probabilmente anche di dare una svolta, e noi ci auguriamo che questa svolta arrivi, anche perché questa nazione ha bisogno di risposte immediate. Andiamo a rilento su tutto, andiamo a rilento sui vaccini, andiamo a rilento su quello che è il contenimento della pandemia, e a quanto pare si poteva profilare il Conte-Ter, si cercavano delle soluzioni diverse, ma le soluzioni per quello che riguarda le restrizioni saranno le stesse, ma soprattutto serve una macchina organizzativa per quello che riguarda la vaccinazione, che potrà garantire quella che è l'auspicabile immunità di gregge, nonostante poi esistano le varianti Covid. E a proposito di volontà, non volontà, di notizie che dipendono, non dipendono direttamente a volte da noi, perché il quotidiano le stravolge, vorremmo salutare anche noi, un po' tutti sparsi per la Calabria, facendo i nomi nelle diverse province della Calabria. Ma c'è bisogno di un'azione concreta, perché le cose vanno a rilento. Le cose vanno a rilento quando si arriva in Calabria e quando si torna in Calabria, con un indice, come abbiamo visto, che sta aumentando, che adesso è poco sopra l'1, e quindi tantissimi esperti dicono che c'è il rischio di una terza ondata, e a questo bisogna stare veramente molto attenti, perché stando ai fatti, stando a come stanno le situazioni messe nella sanità calabrese e a quello che è il ritmo lento, molto lento e compassato del piano vaccinale, e allora c'è da avere certamente paura, anche se poi bisogna fare un plauso, nonostante quelle che poi sono le regole sbagliate, questa regione che è commissariata da oltre 11 anni, che non riesce a trovare un bandolo della matassa, che non riesce a uscire fuori da questo pantano. Però c'è gente, ci sono uomini e donne che quotidianamente nella sanità calabrese, nonostante le mille difficoltà, si impegnano. Ma partiamo con questo numero di Sevid, partiamo con i primi due servizi, perché parliamo di calendario vaccinale. La Calabria prova ad accelerare sulle vaccinazioni, bisogna recuperare i ritardi accumulati. Adesso però c'è un cronoprogramma preciso. A renderlo noto il presidente facente funzione Nino Spirlì. Obiettivo: assicurare una rapida ed efficiente somministrazione delle dosi per tutelare il maggior numero di calabresi e al contempo permettere una rapida ripartenza della nostra economia. Ed ecco il calendario ufficiale delle vaccinazioni. Entro il 28 febbraio si completerà il ciclo vaccinale per gli operatori delle strutture sanitarie,
operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali. Con riferimento alle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti, è necessario che per tutti i nuovi ingressi sia completato il ciclo vaccinale. Dal 22 febbraio l'avvio delle vaccinazioni alla popolazione over 80. In questa fase si procederà con la chiamata di tutta la popolazione anziana, che è di circa 130.778 persone. Per una maggiore efficacia di questa azione di prevenzione, la vaccinazione di tale popolazione target sarà condotta dai medici di medicina generale presso i propri ambulatori, ovvero presso i centri di vaccinazione delle aziende sanitarie. L'avvio poi della vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili, affetti da patologie severe o immunodeficienza, che rientrano nelle aree di patologie individuate a livello nazionale, identificate sulla base di un maggior rischio e di condizioni di fragilità. Inoltre l'avvio della vaccinazione dei soggetti appartenenti alle categorie dei lavoratori dei servizi essenziali con età compresa tra i 18 e i 54 anni, assenza di patologie concomitanti. Infine, dal 10 marzo è previsto l'avvio della vaccinazione del personale scolastico e universitario docente e non docente presso i centri di vaccinazione ospedalieri e territoriali, previa prenotazione sulla piattaforma fornita da Poste Italiane. Buonasera, mi rivolgo a voi come assiduo telespettatore per porvi un quesito che finora non ha ottenuto risposta da altre sedi. Sono un soggetto di 71 anni sottoposto nel 2016 a bypass coronarico con diabete di tipo 2. Viste queste patologie, a quale area di soggetti appartengo per la vaccinazione? Possibile che nessuno sa fornirmi una risposta adeguata? Ne arrivano tante mail di questo genere alla nostra redazione. In tanti non sanno quando sarà il momento di accedere alla vaccinazione, nonostante facciano parte della categoria che nel piano vaccinale viene definita dei soggetti estremamente vulnerabili, affetti da patologie severe e o immunodeficienza, rientranti nelle aree di patologia individuate a livello nazionale e identificate sulla base di un maggior rischio e di condizioni di fragilità. Nel testo pubblicato dalla Regione si dice anche che la vaccinazione verrà effettuata presso i centri specialistici che hanno in carico tali categorie. Dunque indicazioni sulle qualità dei soggetti e sui luoghi dove saranno inoculate le dosi, ma non una data precisa. Nella migliore delle ipotesi si deve intendere che l'avvio della vaccinazione debba avvenire nel più breve tempo possibile e quindi in contemporanea con quella destinata agli over 80. Un'interpretazione che sembra essere avvalorata dalle parole espresse dal nuovo direttore sanitario dell'ASP di Cosenza, Martino Rizzo, al termine della riunione organizzativa per la seconda fase. Il commissario ha anche sollecitato l'inizio della vaccinazione dei soggetti fragili o particolarmente vulnerabili, cioè i soggetti che hanno delle particolari patologie per cui è opportuno iniziare immediatamente a vaccinare, e quindi su questi fronti ci stiamo muovendo, procrastinando un pochettino la vaccinazione dei cosiddetti servizi essenziali, che però, secondo le indicazioni della Regione, dovrebbe iniziare intorno al 10 marzo. Qualche dubbio sull'effettiva realizzabilità del programma sorge se si pensa che anche a queste categorie, molto corpose, secondo le direttive nazionali, dovrebbe essere somministrato uno dei vaccini a mRNA, ossia Pfizer o Moderna. In questo momento le scorte disponibili presso l'ospedale di Cosenza ammontano a 15.342 dosi, non sufficienti per procedere alla vaccinazione dei 40.000 circa ultraottantenni e naturalmente neanche per i soggetti a rischio. E questa era notizia prima e il fatto dopo. Inchiostro su carta, queste sono le disposizioni. Dopodiché si parla di vaccinazione dei soggetti fragili, ma sappiamo che i soggetti fragili, a proposito di cose serie, perché l'informazione va fatta non speculando ovviamente su quelle che sono le esperienze personali, ma probabilmente essendone testimoni, i soggetti fragili sappiamo che non vengono nemmeno ricoverati se non in condizioni di saturazione pessima, quasi a rischio, e questo è un altro di quelle informazioni, di quei fatti che noi possiamo raccontarvi e testimoniare direttamente. E allora probabilmente queste parole dette da Rizzo, che dovrebbero essere poi specchio per tutta la Regione, sono urgenti. Ma abbiamo visto quelle che sono le disposizioni e parliamo di lunedì scorso, che era il 22 febbraio. Ma vediamo cos'è accaduto nel frattempo. Il
piano vaccinale resta sulla carta in Calabria, se non fosse per l'iniziativa singola di alcuni comuni che hanno avviato le vaccinazioni agli over 80. Altri si stanno organizzando, ma nonostante le riunioni come quella di inizio settimana all'ASP di Cosenza, incontro operativo della task force a porte chiuse, la situazione resta di grande confusione e i dati confermano ancora oggi che la nostra regione è ultima per somministrazione di vaccini. Queste che vi mostriamo sono le foto della prima fase di vaccinazione agli over 80 effettuate ieri a San Fili in provincia di Cosenza. Il comune guidato da Linda Cribari ha fatto da apripista alla seconda fase della campagna vaccinale. È stato il primo paese della provincia di Cosenza a dare l'avvio al piano vaccinale dedicato agli over 80. C'è stata una partecipazione massiva perché abbiamo vaccinato ieri 93 persone, cittadine e cittadini, su 182 over 80. Io sono molto contenta di come i cittadini abbiano aderito alla campagna vaccinale e con senso di responsabilità si sono recati verso il centro sanitario. E questo è un grande successo per il comune di San Fili e per tutta la Calabria, perché è ovvio che un comune virtuoso è un comune che può dare l'esempio anche ad altri. In questa sede dell'azienda sanitaria nel centro storico di San Fili, entro sabato si concluderà l'immunizzazione degli anziani per poi proseguire con il calendario alle altre categorie della popolazione. Si è partiti autonomamente nell'interesse della comunità. Abbiamo assistito in questi mesi sia a livello nazionale che a livello regionale, anche locale, a tante promesse che poi non sono state mantenute. La Calabria è una regione commissariata, abbiamo una sanità commissariata con tante difficoltà, però noi abbiamo attuato questo piano insieme agli organi preposti, abbiamo voluto fortemente che iniziasse la campagna vaccinale a San Fili e abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo. Ritengo che anche gli altri comuni, lavorando in sinergia, potranno ottenere lo stesso risultato. Distanziati gli uni dagli altri, intenti a raccontarsi aneddoti del passato, felici e spensierati, e questo lo stato d'animo dei 240 ultra ottantenni che stamattina al campus della terza età a Lattarico hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Gli anziani chiamati alla somministrazione sono tutti residenti nei comuni di Lattarico, Rotagreca, San Benedetto Ullano e San Martino di Finita. Tutto questo nasce dalla sinergia dei primi cittadini che, unendosi insieme con le associazioni di volontariato, la protezione civile e i medici di base, hanno dato il via alla vaccinazione di massa. Noi dobbiamo avere le persone vaccinate il più possibile. Qui si comincia da questi soggetti più anziani, poi si continuerà con i fragili. Qui oggi ci sono 10 medici, ci sono 5 medici di base e medici dell'azienda sanitaria, c'è anche qualche volontario. Abbiamo messo a disposizione personale amministrativo, abbiamo messo a disposizione vigili urbani di tutti e 3 i comuni. Noi non potevamo pensare di mandare i nostri anziani chissà dove a vaccinarsi e chissà quando. Per noi era importante partire velocemente con la campagna vaccinale e appunto tanta sinergia fra sindaci, con l'ASP, con i medici di base. Iniziare e iniziare subito, questo è l'imperativo, perché appunto è giusto così. I dati sono alla luce, diciamo, sono sotto gli occhi di tutti, quindi non possiamo prendere sotto gamba questo fenomeno ed è giusto attenzionarlo e monitorarlo, diciamo, H24. Finalmente il grande giorno è arrivato, eccoli, gli uni vicino agli altri arrivano speranzosi in un furgoncino bianco a gruppi di 4. Si respira un'aria gioiosa di festa di chi è pronto a sconfiggerlo, il mostro che per mesi li ha privati di sonni tranquilli. Signora, quanti anni ha lei? Ce n'è 94. Appena fatto il vaccino, è stato doloroso? No, quasi normale. Si sente più sicuro adesso che ha fatto il vaccino? Certo, sicurissimo. Quante persone sono state vaccinate?
Oggi siamo stati nell'ordine delle 50-60 persone che sono entrate entro stamattina. Sicuramente la copertura è stata abbastanza ampia e abbiamo ricevuto anche parecchie telefonate, parecchie prenotazioni, quindi anche nei prossimi giorni si spera che continueremo su questi ritmi. Sono arrivati le case di riposo stamattina con priorità. All'esterno della struttura dell'associazione c'è chi di Rende, luogo dove si è svolta la somministrazione dei vaccini per gli ultraottantenni, erano presenti anche alcuni non vedenti che trepidanti confessano ai nostri microfoni di essere anche loro in attesa nei prossimi giorni della somministrazione del vaccino anti-Covid. Siamo in lista, sì. Però dobbiamo aspettare. E vi hanno detto quando farete il vaccino? Avete già un giorno? Siamo a disposizione loro quando ci inseriscono nel gruppo, non lo so ancora. Tanto stanno facendo gli anziani, i più vecchietti. Noi siamo più giovanotti, diciamo. Chiaro è quindi che c'è anche una grande capacità da parte dei sindaci, dei comuni, anche quelli piccoli, quelli che magari non passano nelle cronache quotidiane dei telegiornali e dei giornali, ma che comunque attraverso un'azione sinergica, come abbiamo visto tra comuni, e soprattutto con un'azione mirata, sono riusciti a dare delle risposte che vanno al di là di ciò che su carta è stato scritto, concretamente, con un'azione che ha portato già a dei numeri bassi, ma primi numeri, primi riscontri, e quindi c'è già un rapporto con una popolazione fragile, posto che, come ho detto prima, c'è da vedere anche le persone che appartengono alle categorie svantaggiate proprio perché già sofferenti per patologie pregresse. Ma pensando poi a ciò che è accaduto da quel lunedì 22 e da come è cominciata questa somministrazione dei vaccini, pensiamo al luogo simbolo della Calabria, il luogo che dovrebbe garantire tutti quanti noi calabresi, perché è il luogo dove si legifera, dove si controlla l'azione politica e amministrativa della nostra regione, quindi la sede del Consiglio regionale. Sentiamo cosa è successo. Caos e assembramenti a Reggio Calabria per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli ultraottantenni. Questo è quanto accaduto nel centro vaccinale allestito dall'azienda sanitaria provinciale nella sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale. Anziani in fila che attendono il loro turno per essere vaccinati. Ci sono anche ultraottantenni disabili sulla sedia a rotelle. Tanti i disagi per gli ottogenari in coda per ore in attesa della somministrazione della prima dose del vaccino. Tantissime le persone assiepate davanti alle porte, tanto che sono dovuti intervenire anche i carabinieri. Una situazione che mette a rischio contagio gli anziani e i familiari che li accompagnano. Non è molto organizzato, per cui siamo venuti qua stamattina e ci siamo dovuti prenotare. Siamo arrivati verso le 9 e poi ci hanno detto di tornare a mezzogiorno. Certo, c'è molto assembramento, quindi il servizio ovviamente pecca. Sarebbe il caso di individuare secondo me altri siti e comunque disciplinare meglio anche le chiamate, perché così non è molto organizzato. Ovviamente chi viene e deve attendere qui è un po' un disagio. Vengono gli over 80 dal 41 in poi, si prenotano con una scheda di anamnesi e di consensi informati, danno un numero, attendono di essere chiamati e nell'arco di massimo un paio d'ore vengono chiamati. Diciamo che si poteva organizzare meglio. Il punto vaccinale allestito a Palazzo Campanella al centro in queste ore dunque di molte polemiche, modalità definite paradossali dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Né la popolazione né il complesso dei medici sa con certezza come deve procedere. Probabilmente molti medici, ma anche moltissime persone, e molti medici inviano i pazienti a caso, ma anche moltissime persone si presentano a caso ai centri vaccinali per essere vaccinati. Questa, a mio giudizio, è una delle cose più pericolose che ci possano essere, perché significa far stare tanti pazienti ultraottantenni, probabilmente anche fragili, in attesa di essere vaccinati, che fanno ovviamente gruppo, e c'è un rischio notevolissimo che ci possono essere delle infezioni. Cosa volete che sia? Un paio d'ore, magari anche sotto il sole o comunque seduti, come diceva qualcuno in un'intervista, a bordo di un giardinetto, ma cosa serve? Poi peraltro va compilata la scheda dell'anamnesi, per cui il parente che li accompagna, o magari anche l'anziano direttamente, deve ricordarsi le patologie, saperle descrivere e scriverle in questa scheda prima di consegnarla, perché senza la quale ovviamente non si può procedere con la vaccinazione. Adesso è chiaro che è un paradosso tutto ciò?
perché io lo dicono anche i medici di famiglia, i medici di base che hanno piena contezza di quelle che sono le patologie di ogni loro singolo assistito e che quindi attraverso un'organizzazione, io non dico migliore, normale, probabilmente tutto ciò non sarebbe accaduto. Ma procediamo e parliamo ancora di vaccinazioni Covid in Calabria, perché siamo persi un po' tra la burocrazia che rallenta e qualcuno invece che si professa fiducioso. Calabria ha diverse velocità per quanto riguarda le vaccinazioni. Il segretario regionale della FIMG, Rosalvino Cerra, evidenzia come a Cosenza si sia partiti con il piede giusto, ma non è stato così in tutte le aree della regione. Ci sono ancora delle aree della Calabria che sono indietro. Io mi sarei aspettato che ci fosse stato lo stesso scatto in tutta la Calabria, velocizzando questo tipo di vaccinazione. Così non è stato. Ci sono delle aree più veloci come quelle di Cosenza, Catanzaro oggi si è aggiunta, in parte Vibo avranno riunione, però io mi aspettavo una maggiore velocità. Devo dire, per tranquillizzare tutti i pazienti, non c'è bisogno di correre subito il primo giorno a prenotarsi, perché i vaccini ci dicono che ci sono, quindi sarete vaccinati tutti quanti in un tempo che appena la macchina parte sarà un tempo abbastanza rapido. Certo, come al solito, la procedura burocratica è alquanto complicata, moduli, firme, postille, una documentazione necessaria, ma di sicuro non facile da compilare. L'Italia ha un deficit, secondo me c'è un'ossessione burocratica, un delirio burocratico lo chiamo io, perché vede tutti quanti questi piccoli crocettine. Quando mi sono vaccinato, io stesso ho avuto da perdere un sacco di tempo nel compilarle correttamente. Io sono un medico, sono una persona diciamo che ha avuto un'istruzione. Immagini un poverino che fa un altro lavoro e che chiaramente ha mille difficoltà a compilarlo. Si sarebbe potuto semplificare il consenso informato e rendere molto più rapido la vaccinazione. Però le ripeto, questo è un difetto di noi italiani, io lo chiamo il delirio burocratico. Dobbiamo tranquillizzare tutti quanti, perché i vaccini ci sono. In tutta la provincia oggi io ho distribuito qualcosa come 1200 vaccini che saranno somministrati agli ottogenari, quindi la macchina sta partendo, dobbiamo solamente lavorare. I medici di base invece come saranno coinvolti in questa catena della vaccinazione? I medici di base si occuperanno degli ottogenari, quindi gli ottantenni. Devo dire che si stanno mettendo di buona lena a disposizione, si stanno preparando per questa cosa molto importante. Da sabato saremo su tutta la provincia presenti in maniera costante e continua fin quando tutti gli ottantenni non avranno avuto la dose di vaccino. E quindi è un po' più che solo un delirio burocratico. Avete visto quei moduli, poi a compilarli, pensare che debbano esserci dall'altra parte gli ottogenari, poi al netto di quello che può essere il grado di istruzione di ciascuno di loro, no? Ma è la capacità poi di andare ad applicare delle cosette, a dover compilare con il nome delle patologie che magari molti di loro non sanno nemmeno pronunciare e immaginarsi che devono anche scriverlo. E quindi questa è la situazione in cui noi ci troviamo. Ma bisogna essere fiduciosi perché di deliri ne vediamo parecchi. Intanto la situazione è quella che è, continuiamo a divagare sul tema perché parliamo, diamo per risolti dei problemi, diamo grande speranza a parole, però praticamente nel quotidiano quello che accade non è granché positivo, soprattutto considerato che, visto che abbiamo citato prima, il Consiglio regionale continua a non riunirsi e questo è qualcosa di veramente grave per quello che rappresenta la democrazia della nostra regione, e che l'altra notizia, quasi certamente le elezioni verranno posticipate rispetto ad aprile, non c'è ancora data certa, ma quello che è verosimile è che si proseguirà
a naso, a braccio e con il videotelefono in mano ancora per qualche altro mese. 7 di questa settimana è finito, noi ovviamente vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ma vi raccomandiamo come sempre di stare sul 10, questo è Tenni, il canale dell'informazione 24 ore al giorno tra i TG e gli approfondimenti. Alla prossima!